No, Maggiore Giuseppe Agresti, si chiude a breve il bando per il concorso dei Carabinieri. Sì, entro il 15 febbraio bisogna presentare le domande registrandosi sul sito www.carabinieri.it e presentare la propria candidatura per accedere alla carriera ufficiali per l'Arma dei Carabinieri. Ecco, cosa è richiesto in questo concorso? Il concorso richiede il possesso dei requisiti di cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, età compresa tra i 17 e i 22 anni e aver conseguito o conseguire entro l'anno scolastico in corso il diploma di maturità. Il concorso si articola in una serie di prove di competenza di cultura generale sia scritta che orale e delle prove fisiche e delle visite mediche. Ecco, che cos'è che spinge un giovane, cosa dovrebbe spingere un giovane a diventare carabiniere? E un giovane che vuole fare l'ufficiale dei Carabinieri è un cittadino italiano che vuole un futuro migliore per sé e per l'Italia, svolgendo una professione che ha un forte significato sociale perché significa mettersi in gioco come protagonisti per risolvere i problemi dei territori e contribuire a migliorare la qualità della vita delle popolazioni nelle località dove si presta servizio. La gente percepisce l'Arma dei Carabinieri soprattutto nelle realtà più periferiche, quelle diciamo meno condizionate dai grossi centri urbani, come la presenza dello Stato è il punto di riferimento per qualsiasi evenienza, non soltanto dal punto di vista della sicurezza, ma anche della cosiddetta vicinanza, quindi un consiglio, un supporto, un'informazione.